Se tocco l'acqua della spendula, so di che cosa è fatta quell'acqua. Se prendo in mano un sasso, ho del sasso una conoscenza che arriva fino alla molecola, all'atomo. Paese d'ombre, Giuseppe Dessì. Dense di celidonie e di spineti, le rocce mi si drizzano davanti, come uno strano popolo d'atleti, pietrificato per virtù d'incanti. Sotto fremono al vento ampi i mirteti selvaggi e gli oleandri fluttanti, verde plebe di nani. Giù pei greti van l'acque della spendula croscianti. Sopra il ciel grigio uguale, all'umidore della pioggia, una credine dei fluvi aspra esaltano i timi e le mortelle. Nella conca verdissima il pastore, come fauno di bronzo, erto sul calcare, guarda immobile, avvolto in una pelle. La spendula, Gabriele D'Annunzio. Sa Spendula è la cascata per eccellenza, il monumento naturale più visitato e conosciuto di Villa Cidro. La cascata è un maestoso salto del rio Coginas, che ha le sorgenti a circa 700 metri sul livello del mare nell'altopiano omonimo. Lungo il suo corso, attraverso la gola granitica stretta e profonda formatasi tra il Monte Omo e il Monte Margiani, il torrente strapiomba con 3 salti. L'ultimo, di circa 30 metri, è proprio Sa Spendula. Spumeggiante e ricca d'acqua durante il periodo delle piogge, Sa Spendula è immersa in uno scenario suggestivo, circondata da una corona di rocce granitiche ricoperte di lussureggiante vegetazione. L'illustre regina delle acque ha ricevuto nel tempo l'omaggio di viaggiatori e turisti d'eccezione, tra i quali Gabriele D'Annunzio, che nel 1882, in occasione di una sua visita a Villa Cidro, le dedicò lo splendido sonetto. La sua posizione, a pochi chilometri dal centro abitato, la rende una meta imperdibile e facilmente raggiungibile che, nel corso del tempo, non smette di stupire e di affascinare.